San Vito di Cadore è un paese sconvolto, ferito a morte. Nell'estate delle frane è questo il territorio che paga il tributo più pesante. 3 vittime, ancora da identificare, 2 uomini e una donna. Le indagini sono in mano ai carabinieri di Cortina. L'ipotesi è che siano tutti turisti stranieri. Nessuna denuncia per persone scomparse è stata formalizzata. E poi c'è la donna salvata nella notte dai vigili del fuoco, ora in rianimazione all'ospedale di Pieve di Cadore. Ha raccontato di aver cercato di trattenere il marito per un braccio fino a quando è scomparso nel nulla. Questo è il quadro del dramma. E poi c'è stato un vertice in municipio che ha evidenziato l'urgenza di mettere in sicurezza idraulica e Russecco in previsione di altre possibili temporali. Per noi, voglio dire, la situazione era normalizzata rispetto a questa ipotetica frana che era stata segnalata. Per cui, voglio dire, stavamo veramente dormendo i sonni tranquilli, nel senso che ci stavamo concentrando certamente su Chiapuzza, dove è veramente la criticità. Ci sarebbero 100.000 metri cubi di materiale pronto a partire. Allo scopo si è già iniziato a togliere il materiale dall'alveo. Ci vorranno giorni per un'azione radicale. Non abbiamo avuto allerte meteo, ha detto il sindaco di San Vito Franco De Bon, smentito subito dopo da Roberto Tonellato della Protezione Civile regionale. I previsori, osservando il fenomeno previsionale, il giorno precedente all'evento avevano individuato, o diciamo la mattina prima rispetto al tardo pomeriggio, avevano individuato questa tipologia di fenomeni. Si è verificato un temporale intenso che non era assolutamente escluso, solo che il livello di intensità poteva essere, è stato maggiore di quello previsto. Dovremmo abituarci a tutto questo, ha detto Alberto Lucchetta dell'ARPAV. Bisognerà puntare sempre più sulla prevenzione.